Zelcor presenta Il Tempio dell'Uomo Verde. Lettura di Audiolibri Lorenzo Pieri. Musiche di Zero Copyright Free Music. Da un suggerimento dell'iscritto Alex Greenwolf. Ne sconsigliamo l'ascolto a un pubblico sensibile o minorenne. Se volete contribuire con una donazione al canale, potete farlo tramite i link in descrizione. Dopo il fatto, la gente si dedicò alle più varie speculazioni per spiegarlo, molte delle quali davvero ardite e fantasiose. I tabloid disturbarono persino qualche psicologo e ognuno di questi luminari diede un diverso responso: inquietudine giovanile, manie distruttive, disagi sociali. Ci fu persino chi, per ragioni ignote, additò il satanismo come cagione di quella tragedia, sebbene non vi fossero prove neanche minime che suggerissero una matrice occultista come origine. Tutti volevano sapere e ancor più volevano attribuire ad uno dei più devastanti incendi mai avvenuti nel Surrey una spiegazione, e naturalmente doveva trattarsi di qualcosa di grandioso, di terribile e spettacolare. Che fosse stato doloso pareva fuor di dubbio, anche se gli estremisti ecologici non poterono fare a meno di tirare in ballo il cambiamento climatico, capro espiatorio per qualunque disgrazia che abbia flagellato il mondo negli ultimi 50 anni. Quanto sarebbero rimasti perplessi, sconcertati e forse un poco delusi se avessero saputo che la reale motivazione che aveva spinto John Rapperton, Adrian Hartley e Trevor Bradbury era stata la noia pura e semplice. Forse, se li avessero interrogati, neanche loro stessi avrebbero saputo individuare il perché dietro all'accensione del rogo, almeno non a livello pragmatico. Ma ormai non si poteva più chiamarli in causa. Rapperton, Hartley e Bradbury erano morti, e la loro morte avvenne per colpa dell'incendio, ma non a causa di esso. Erano gli ultimi giorni di agosto, i più torridi, i più brulli, i più assetati. Il verde fresco e smagliante che aveva dipinto boschi e campi agli esordi della primavera era avvirato in una tinta fiacca e smorta che stava già impallidendo nel giallo. La terra era secca e rilasciava polvere grigiastra quando vi si camminava sopra. Gli arbusti erano stati bruciati da lunghe giornate ardenti, ridotti a spettri di carta che frusciavano desolati nelle raffiche torride. Persino le cicale frinivano con fare pigro e depresso, quasi non avessero più forze. Il cielo che faceva da cupola al villaggio di Farley aveva perso l'azzurro balsamico, diventando una lastra opaca, senza profondità, la cui caligine calava sulle casette graziose, come a volerle soffocare. Dalle finestre non si sentiva altro che il ronzare dei ventilatori spinti al massimo, unico mezzo con il quale la popolazione faceva fronte a quell'insolita siccità inglese. Rapperton e i suoi due amici, tuttavia, non si trovavano nelle rispettive abitazioni. Malgrado il caldo asfissiante, erano saliti sulla malandata Ford Anglia di Rapperton, imboccando una delle tante stradine delimitate da muriccioli a secco che si snodavano nella campagna. Nessuno di loro aveva una meta precisa né un qualche programma. Le alte temperature li avevano resi assonnati e scontrosi, e in un paio di minuti l'abitacolo puzzava del sudore spurgato dai loro corpi accaldati. Rapperton era seduto dietro il volante, guidando con la destra e tenendo il polso sinistro appoggiato al finestrino aperto, la Kent stretta tra le nocche di indice e medio. Aveva 19 anni, il che lo rendeva in automatico il capo del trio, dal momento che Hartley e Bradbury ne avevano 16, e come i suoi compari si atteggiava da duro nel vestiario e nella postura, risultando più caricaturale che intimidatorio. Nessuno di loro aveva in mente di dar vita all'incendio più devastante che la Gran Bretagna avesse sofferto negli ultimi 40 anni. Per ora volevano solo trovare un posto solitario, possibilmente all'ombra,
dove consumare le 2 cassette di birra e l'erba che Rapperton teneva in un sacchetto nel vano del cruscotto. La Ford sterzò, abbandonando la strada asfaltata per sfrecciare lungo una mulattiera a folle velocità, sollevando una bruma di pulviscolo giallastro. Per il quarto d'ora che l'auto impiegò a raggiungere la sommità del colle, i 3 occupanti si godettero un viaggio tutto sobbalzi e sferragliare di ammortizzatori, con la voce di Jim Morrison che, sparata dagli altoparlanti, suggeriva di dare fuoco alla notte. Hartley e Bradbury non erano appassionati dei Doors. Le magliette sbrindellate e stinte che indossavano testimoniavano il loro amore per le sonorità death metal. Ma nessuno dei due osò dire a Rapperton di cambiare CD. Lui idolatrava Morrison e con quei capelli lunghi e la barba incolta cercava di emularne lo stile trasgressivo, sebbene fossero ormai passati gli anni in cui una capigliatura spettinata e guance non rasate riuscissero a creare scandalo. Inchiodò poco prima che la strada sterrata svanisse in un sentiero che si inoltrava nella fitta macchia di querce che dominava la collina. Se quei 3 avessero avuto un animo più poetico, avrebbero apprezzato il panorama che si godeva da lassù, con il villaggio radunato attorno alla vecchia chiesa, il fiume che scintillava tra i cottage e i campi che si srotolavano come una coperta patchwork. Scesero dall'auto, ciondolarono schiamazzando verso il boschetto, finendo inglobati dall'ombra dei rami. A poca distanza sorgeva una struttura di pietra che il tempo aveva demolito quasi del tutto, riducendola a scheletri di mura prive di un tetto e in buona misura imbozzolate da masse di edera. Al villaggio tutti chiamavano quel rudere il Tempio e Rapperton riconosceva che la struttura ricordava vagamente una chiesa, in effetti, sebbene mancasse qualunque visibile riferimento religioso o cristiano. Se c'erano state croci o affreschi, gli anni li avevano distrutti e cancellati. Nessuno sapeva dire quanto fosse antico, anche perché non erano mai arrivati studiosi ad interessarsene. Quasi certamente risaliva al Medioevo o in epoche persino precedenti, ma il suo valore era comunque pari a 0. Gli stivali da motociclista calzati da Rapperton rumoreggiarono sui frammenti di pietra sparsi attorno al tempio mentre si avvicinava. Gli facevano bollire i piedi, ma era il prezzo da pagare per portare calzature da duro. Si fermò accanto al muro, alzando gli occhi azzurri per incontrare quelli vuoti e rancorosi del grande mascherone che faceva capolino dall'intrico dell'edera. Un volto circondato da una criniera di foglie scolpite. Come tutte le volte, Rapperton sorrise a quel faccione litico con un ghigno strafottente. Gli mostrò il dito medio e quindi, aprendosi la cerniera lampo, orinò sulla base della parete senza mai staccare lo sguardo dal mascherone. Consumato il suo solito atto di inutile arroganza, il ragazzo raggiunse gli amici seduti sotto gli alberi, afferrando al volo la lattina che Hartley gli lanciava. Bradbury vuotò l'ennesima birra e con un gesto flemmatico gettò la lattina vuota insieme a tutte quelle che sia quel giorno che in altri giorni di ozio avevano lasciato in giro. Fece cenno a Hartley di passargli lo spinello, ne aspirò la punta e lo offrì a Rapperton. Erano stravaccati ai piedi di una quercia, le palpebre a mezz'asta su occhi dai capillari arrossati, le magliette usate come cuscino. L'ombra degli alberi mitigava la calura di qualche grado appena e l'afa era insopportabile. Ancor più terribile era il senso di noia. Per un po' erano andati avanti a suggerirsi possibili svaghi, ma Rapperton li aveva bocciati dal primo all'ultimo con frasi piene di fastidio. Mentre beveva una lattina dietro l'altra, il suo sguardo imbronciato era spesso risalito al mascherone. Quel giorno, chissà perché, quel volto di pietra gli era odioso. Quei suoi occhi, nulla più che 2 fori levigati, erano così disprezzanti, così pieni di rimprovero. Sembravano accusarlo di essere un buono a nulla,
di sprecare le giornate, di circondarsi di amici scemi solo per sentirsi il più furbo della compagnia e di essere dribblato da ogni ragazza. Lo stesso sguardo che gli rivolgevano i suoi genitori, le persone del villaggio, il suo datore di lavoro, l'occhiata che si riserva ad un perdente. Nella sua mente, come una maligna epifania, riecheggiarono le parole del suo idolo musicale. «Avanti, baby, accendi il mio fuoco». Bradbury e Hartley si stavano scambiando barzellette sporche, trovandole talmente spassose da ridere ancor prima di averle concluse, quando Rapperton si alzò così bruscamente da indurli a scattare in piedi a loro volta. Smarriti si lanciarono occhiate preoccupate attorno, per poi fissare il loro capobranco, marciare con ferocia verso i ruderi. La pellicola di sudore brillò sulla sua schiena nuda e tatuata quando sfilò sotto un raggio di sole che si era aperto una breccia nel fogliame. Si accosciò ad 1 metro di distanza dal punto dove aveva orinato un'ora prima. Estrasse un voluminoso zippo dalla tasca e lo fece scattare rabbiosamente accanto alla folta ghirlanda di erba ingiallita che cresceva lungo il perimetro del tempio. Alle sue spalle, Hartley e Bradbury lo contemplavano con inebetito divertimento. Il pollice irruvidito di calli del ragazzo frizionò ancora la rotella. Dalle scintille nacque una fiamma lunga e brillante come la piuma di una fenice. Sorridendo, l'accostò alle sterpaglie e il fuoco le contagiò, annerendole e accartocciandole. Quel che vide ebbe il potere di eccitarlo. Con smania appiccò il fuoco in altri punti, infilando la mano nel folto dell'erba, vicino alla base degli steli. Con un vivace crepitio, simile alla risatina secca e crudele di un demone, le fiamme si sollevarono di quasi 1 metro, consumando tutto quel che sfioravano. Rapperton si tirò in piedi, il cuore che pulsava di soddisfazione. Spalancò le braccia come se si trovasse su un palco, di fronte ad una folla che lo idolatrava. Ma a invocare il suo nome era solo il fuoco. Il suo alito caldo gli soffiava sul petto nudo e sul viso, sollevandogli i capelli, mentre minuscole particelle di cenere gli si posavano addosso, dandogli pizzichi ustionanti. Il falò cresceva, si ampliava in una direzione e nell'altra, sbuffando faville ed emettendo suoni sempre più intensi. Le risate e gli incitamenti di Hartley e Bradbury presero lentamente a spegnersi e sui volti massacrati dall'acne si disegnò prima lo sconcerto, poi la paura. Persino le loro menti tarde avevano capito che era stata varcata quella linea netta quanto impalpabile che separa il gioco dal crimine. Il corpo di Rapperton si stagliava su una barriera gialla e arancione. Le fiamme si ramificavano in cerca di altro combustibile, muovendosi come un'ameba infernale, un essere vorace, dotato di primitiva intelligenza. Alcune propaggini ardenti avevano raggiunto i cespugli secchi e si stavano arrampicando su per il tronco delle querce, cavando forza da quelle cortecce asciutte e fibrose. Il crepitio divenne un vero ruggito e l'aria circostante fremeva, quasi stesse per sciogliersi. Il calore dell'incendio e il fumo sprigionato costrinsero Rapperton a indietreggiare, tossendo. Adesso pure il suo viso era contratto da una smorfia di panico incredulo, quasi si rendesse conto solo in quell'istante della mostruosità del suo agire, un atto al quale non si poteva più porre alcun rimedio. Alzò lo sguardo sgomento e trasalì nel vedere che proprio sopra le lingue guizzanti delle fiamme il mascherone di pietra lo fissava attraverso un tremulo velo di fumo. Nei bagliori agitati, quella faccia di pietra pareva viva e ci fu un momento nel quale Rapperton credette che in fondo alle orbite brillassero 2 occhi scintillanti e pieni d'odio. Spaventati a morte, i 3 ragazzi si tuffarono nella Ford
Il guidatore pigiò sul pedale dell'acceleratore e non sollevò il piede fin quando non si trovarono sufficientemente lontani dalla collina del tempio. Si fermarono in una zona dalla quale l'enormità di quel disastro si mostrò a loro in tutta la sua violenza. Gli alberi del bosco erano diventati torce fiammeggianti e il rogo si era propagato per 3/4 del colle, senza accennare a fermare la sua avanzata. Oltretutto si era pure alzato un vento che, per quanto leggero, faceva da complice, spandendo e sollevando le vampate. Rapperton fissava tutto ciò con un senso di sgomento nauseante. Gli pareva incredibile che tanta distruzione fosse scaturita dallo zippo che gli appesantiva la tasca dei jeans. Non che gli importasse per i danni, era l'idea di finire arrestato che lo angustiava. Ebbe un tuffo al cuore al pensiero delle lattine piene di impronte digitali che avevano abbandonato lassù. Confidò che l'incendio riuscisse a distruggerle. Non avevano incrociato nessuna auto o persona durante la fuga, nessuno li aveva visti salire lassù o fuggire. Si azzardò a sperare che non risalissero a lui grazie a qualche altro modo. Non c'erano stazioni dei vigili del fuoco nel villaggio di Farley. L'allarme venne fatto arrivare ai pompieri di una cittadina a 30 minuti di distanza e sfortuna volle che la squadra fosse già impegnata per domare un rogo di dimensioni molto meno ingenti in un'altra zona. Quel contrattempo fece sì che l'incendio fosse libero di mangiarsi ettari di campi e di boschi, distruggere 3 fienili, una fattoria, arrivando ad insidiare il villaggio stesso. Molte case furono evacuate e almeno 50 residenti dovettero essere trasportati all'ospedale per aver respirato troppo fumo. Dopo una lunga battaglia, il fuoco venne vinto all'imbrunire, lasciando dietro di sé un paesaggio carbonizzato e desolante. Tuttavia, le egoistiche preghiere che Rapperton, Hartley e Bradbury recitarono quella notte vennero ascoltate, se non altro, dagli inferi, visto che l'inchiesta a seguito del fatto non fu in grado di produrre i nomi dei colpevoli. Su un altro elemento, però, Rapperton si era ingannato. Non era vero che non ci fu alcun testimone del suo gesto. Chi doveva vedere aveva visto molto bene. Trevor Bradbury non trovava pace nel suo letto. Da 2 ore si girava sotto il leggero lenzuolo imbevuto di sudore. Non appena chiudeva gli occhi, rivedeva le fiamme avvolgere il tempio e propagarsi in ogni direzione, al che il cuore gli andava in fibrillazione. Erano passati 3 giorni dalla bravata di Rapperton e aveva vissuto con il costante terrore che 2 poliziotti bussassero alla porta, comunicandogli con aria truce e impietosa che era in arresto. Quella scena gli si era ripresentata nella mente 1.000.000 di volte. Se fosse accaduto, sarebbe bastato travasare tutta la colpa a Rapperton per discolparsi? Dopotutto, era la pura verità. Rapperton era l'unico responsabile. Tuttavia, il piromane avrebbe potuto ribattere che né Bradbury né Hartley avevano accennato a fermarlo, anzi lo avevano incoraggiato. Inoltre erano fuggiti tutti e 3, anziché costituirsi, promettendo di non tornare mai più sull'argomento fino al giorno dei rispettivi funerali. Forse non era il colpevole principale, ma quantomeno era complice ormai. Strizzò gli occhi, opponendosi alla paura che lo assillava. Non potevano sbatterlo dietro le sbarre, era ancora minorenne dopo tutto. Però c'era sempre un'altra terribile opzione, ovvero il riformatorio. Si raccontavano voci spaventose su quegli istituti. Il Phelan, per dirne uno, aveva fama di essere anche peggio delle prigioni per adulti. Bradbury fremette all'idea di venire rinchiuso in un posto così. Già a scuola ne aveva passate abbastanza a causa dei bulli e solo l'amicizia con Rapperton aveva un po' migliorato le cose.
Non sarebbe sopravvissuto in un carcere minorile, lo sapeva. Un rumore lo fece scattare seduto. Davanti a sé vide la tenda della finestra gonfiarsi alla tiepida brezza notturna, tendendosi come la vela di un vascello attraverso le ante aperte. Oltre quella stoffa filtravano le ombre dei rami del grande pioppo che svettava nel giardino. Erano mesi che il signor Bradbury si riprometteva di potarne le fronde, che ormai si allungavano quasi a toccare la finestra nella stanza del figlio, ma non faceva che procrastinare. I refoli accarezzarono il corpo nudo del sedicenne, raffreddandogli il sudore. Lui si strinse nelle spalle, rabbrividendo, accorgendosi un istante dopo che insieme al vento stava entrando anche un odore strano. Era l'aroma pesante, umido e mostoso, che si sprigiona dai boschi dopo le piogge di primavera, un sentore fertile che sapeva vagamente di funghi, di corteccia e di humus, e che risvegliava nella mente immagini di gemme rigonfie, pronte a sbocciare in foglie d'un verde traslucido. Il ragazzo scese dal letto, approssimandosi alla finestra. Non gli piaceva quell'odore, né apprezzava le sagome dei rami che il lampione sulla strada proiettava contro la tenda arcuata dal vento. Gli si accese nel cervello un'idea che risaliva all'infanzia. I rami gli avevano sempre fatto pensare alle braccia di una creatura aliena, piene di gomiti, articolazioni, mani e dita. Il tessuto sottile delle tende ondeggiò attorno a lui, scostandosi di fronte al suo viso come un sipario, permettendo allo sguardo di Bradbury di finire in quella selva di rami che occultava la visuale, dalla quale giungeva il lieve applauso delle foglie. Il bagliore del lampione sgusciava in mezzo alle frasche e quella luce dorata tratteggiò il profilo di qualcosa accovacciato sul ramo proteso verso la finestra. Quando se ne accorse, Bradbury pensò di aver visto male, ma un attimo ancora, e comprese che c'era davvero una persona sull'albero, mezzo celata dalle foglie. 2 piccoli occhi brillavano nel buio come lucciole verdi. Una zaffata di bosco gli arrivò alle narici, intensa e marcescente. La cosa appollaiata di fronte a lui scattò, uscendo dai rami, e alla mente scioccata di Bradbury parve che fosse l'albero stesso a gettarsi in avanti, verso la finestra aperta, verso di lui. Alzò le mani per chiudere le ante, ma agì troppo tardi. Un lungo braccio colmò la distanza e una mano enorme, fredda e viscida, gli si avvolse attorno al collo, stringendoglielo con brutalità e bloccando l'urlo di orrore che Trevor Bradbury stava per lanciare alla notte. Il suono della pendola che batteva le 6 del pomeriggio riecheggiò nella vecchia casa dalle mura in pietra, passando dal salottino antiquato per poi filtrare attraverso la porta chiusa del bagno di piastrelline azzurre, ma Adrian Hartley non vi badò. Sedeva sulla tazza del gabinetto, i jeans stinti calati attorno alle caviglie, piegato in avanti su un giornalino che aveva trovato fortuitamente mentre frugava la dimora degli zii in cerca di monete incustodite. Come tutte le volte che partivano per le vacanze, gli avevano chiesto di poter andare da loro 2 volte al giorno per nutrire i gatti e controllare la casa. Gli davano 10 sterline per l'incomodo e il nipote, grazie ad una meticolosa ispezione affinata negli anni, sapeva di poterne ricavare quasi altrettante, cercando dietro i cuscini del divano, sotto ai mobili, nelle tasche degli abiti e in fondo ai cassetti. Era incredibile la quantità di monetine smarrite che si poteva racimolare. Quella ricerca aveva fruttato ben 8 sterline e 6 penny, più un bonus inatteso, ma assai gratificante. Non credeva che suo zio Harry, con quell'aria da perbenino che si dava, fosse un appassionato estimatore di riviste quali Cavalle Indomate,
che a dispetto del titolo non aveva nulla a che fare con l'ippica. Si stava dando da fare da quasi un quarto d'ora e, malgrado le immagini fossero capaci di riaccendere i sopiti desideri di un monaco, Hartley non riusciva ad abbandonarsi. Era ancora sottosopra per essersi trovato la polizia davanti all'uscio di casa quel mattino. Per poco non era svenuto quando suo padre l'aveva chiamato. Aveva immaginato che avessero scoperto il suo coinvolgimento nell'incendio, ma con stupore aveva appreso che non era così. Gli agenti volevano interrogarlo in qualità di migliore amico di Trevor Bradbury, il quale fin dalle prime ore di quel giorno risultava assente da casa e nessuno sapeva che fine avesse fatto. Hartley, confuso e perplesso, aveva risposto che non aveva la minima idea del perché l'amico si fosse allontanato o dove potesse essersi diretto. Le fughe da casa non erano nuove per Trevor ed erano cominciate all'incirca all'età di 10 anni. Generalmente tornava da solo in seguito a qualche ora o un giorno al massimo, dopo aver sbollito la rabbia per l'ennesimo litigio con i genitori. Stavolta, tuttavia, le circostanze erano diverse. Non c'era stata alcuna lite, per cominciare, e sembrava che il sedicenne fosse scappato in piena notte, senza portare con sé denaro, neppure i propri abiti. Nella sua stanza non mancava niente. Chino sulle pagine della rivista, Harry cercava di cacciare la preoccupazione. Conosceva Trevor Bradbury dalle elementari, sapeva che era poco più di un ritardato, ma scappare nudo di notte era troppo anche per uno come lui. L'ansia per quel fatto inspiegabile era andata a sommarsi a quella generata dal timore che gli sbirri scoprissero che mentre Rapperton appiccava il rogo, lui era stato presente. Si chiese persino se i due fatti non fossero collegati. Il loro amico più grande era notoriamente un poco di buono, forse aveva creduto che Bradbury non avrebbe retto allo stress e avrebbe finito per confessare e aveva deciso di prevenire l'eventualità. Scosse la testa, facendo ondeggiare gli spettinati capelli rossi. Era una cosa assurda, da paranoici. Alzò la testa dalle pagine. Oltre la porta del bagno venne un miagolio, da far gelare il sangue. Il verso lugubre, basso e prolungato, emesso da un gatto in preda al terrore. Sul viso paonazzo e sudato di Hartley si disegnò lo sconcerto. I gatti degli zii erano due vecchi castrati più larghi che lunghi. Non era neanche certo che sapessero miagolare, figurarsi produrre simili suoni. Di nuovo i gatti lanciarono quel lamento orribile e Hartley fremette sulla tazza, infastidito e turbato. Stava per gridare loro di tacere quando sotto alle sue natiche venne uno sciacquio. Qualcosa gli si avvolse stretto alle parti intime, spremendogliele. Il dolore fu una detonazione che gli esplose all'inguine, propagandosi su per il ventre in torbide ondate di sofferenza, mozzandogli il fiato al punto che il grido di dolore fu solo un verso strozzato. Fece per alzarsi, inebetito dal dolore, ma qualsiasi cosa l'avesse afferrato lo teneva saldamente. All'interno del water l'acqua ribollì e le natiche di Hartley vennero frustate da numerosi oggetti sottili e fruscianti che sgusciarono nello spazio tra le sue gambe e il bordo del sanitario, srotolandosi fuori per 2 o 3 metri. Quando capì di cosa si trattasse, non riuscì quasi a crederci. Erano viticci di edera. Quelle grinfie vegetali, tutte inghirlandate di lucenti foglie stellate, si torsero come serpi, avvolgendosi ai polpacci, alle cosce e ai polsi di Hartley, messo KO tanto dal dolore quanto dall'incredula paura che lo imbeveva. Quando reagì, lo fece con goffaggine e decisamente troppo tardi. Nuovi rami sinuosi emersero dal gabinetto e si avvilupparono attorno al busto del ragazzo, imprigionandogli le braccia contro i fianchi in un reticolo di tralci, legandolo allo scarico.
Un fascio di rami risalì il collo di Hartley, intrappolandogli la testa, e scivolò sulla bocca come il morso di un cavallo, soffocando con le foglie le urla della vittima. Completamente paralizzato, il ragazzo si divincolava debolmente, il cuore che batteva in piena fibrillazione, il fiato ridotto ad un boccheggiare frenetico. Fu allora che con lentezza la porta del bagno venne spalancata. Una zaffata che sapeva di bosco saturò l'aria della stanza in pochi attimi, molle, umida e pesante. Gli occhi intasati di lacrime di Adrian Hartley si sgranarono e nel suo sguardo vagò un caleidoscopio di emozioni, confusione, incredulità, paura, orrore. Con passi flaccidi, la cosa appena entrata avanzò sul freddo pavimento di piastrelle, verso il ragazzo intrappolato nell'edera che si scuoteva, piangeva e rantolava. Raggiunto lo spiazzo erboso nascosto dal vecchio fienile abbandonato, John Rapperton spense il motore e lasciò che il buio l'avvolgesse. Fece scattare lo zippo e accarezzò con la fiamma l'estremità della sigaretta, sbuffando il fumo nella notte. La voce di Jim Morrison fluiva dall'autoradio, massaggiandogli la mente contratta di preoccupazione. La faccenda stava prendendo una piega decisamente assurda, pensò. Per la seconda volta gli sbirri erano venuti a cercarlo, sempre facendogli venire i crampi allo stomaco per lo spavento. Ci siamo, si era detto, sanno tutto. Invece, come per la prima volta, non era l'incendio il motivo per cui volevano parlare con lui. Anche Adrian Hartley era improvvisamente scomparso e questa volta c'era forte il sospetto che non si trattasse di un allontanamento volontario come si era supposto nel caso di Bradbury. Nel retrobottega puzzolente del negozio di antiquariato, dove Rapperton lavorava come elettricista e uomo di fatica, gli agenti spiegarono le circostanze. La sera prima, non vedendo rincasare il figlio per cena, il signor Hartley era andato a cercarlo a casa di suo fratello. Aveva trovato il marsupio del ragazzo agganciato all'attaccapanni e nel bagno una delle sue scarpe accanto ad una rivista per adulti, ma del giovane nessuna traccia. La cosa bizzarra era che sembrava che qualcuno, forse lo stesso Adrian, avesse sparso foglie di edera per tutto il bagno. Per circa mezz'ora lo avevano messo sotto torchio con una nutrita lista di domande. Loro tre erano sempre insieme, si conoscevano bene. Possibile che lui non avesse alcuna idea di cosa stesse accadendo? Si trattava di un gioco, di una specie di prova di iniziazione. Forse erano finiti nei guai e tentavano di nascondersi. Rapperton rispose che non ne sapeva nulla, occultando sotto il tono scontroso un nervosismo che non l'aveva più abbandonato e che pure adesso gli pulsava contro le tempie. Il particolare delle foglie di edera gli aveva acceso un recondito campanello d'allarme al quale lui per primo non voleva dar credito. Bradbury poteva anche essere fuggito davvero, l'aveva già fatto in passato. Forse aveva chiesto un passaggio allo sconosciuto sbagliato, ma Hartley non era un fesso e non aveva motivo di abbandonare la famiglia. La musica sgorgava fuori dal finestrino, diluendosi nel silenzio notturno. Quello era il suo posticino privato, il suo personale posto del gran ridere, termine che aveva preso in prestito da un romanzo dove una pazza sequestrava e torturava uno scrittore. Quando si sentiva giù di corda, stressato e semplicemente non voleva vedere nessuno, prendeva l'auto e si fermava lì, riparato dal fienile. Oltre il parabrezza, il cielo era un infinito oceano di stelle, contro il quale le dolci colline si stagliavano come sagome scure. Così non fosse stato, Rapperton avrebbe potuto contemplare lo sfacelo prodotto dal suo agire sconsiderato. Come aveva potuto fare una cosa del genere? Davvero era stata colpa della noia, forse della miscela di birra e di marijuana? In quegli attimi gli era sembrato tutto perfettamente logico,
persino spassoso. Voleva accendere il falò sotto al mascherone, punirlo per averlo fissato con quell'aria di severo sdegno. Non aveva pensato alle implicazioni successive, al fatto che non sarebbe stato capace di fermare il fuoco dopo averlo liberato. Non era minimamente pentito per il fatto in sé, ma per le conseguenze per la sua vita. Dopo 5 giorni già si crogiolava nell'idea di averla fatta franca, ma adesso la polizia era stata messa in allerta dalla scomparsa di quei 2 idioti, e se fosse arrivata alla conclusione che si fossero entrambi dati alla macchia perché colpevoli dell'incendio, e dal momento che loro erano sempre insieme, non poteva darsi che la polizia infine posasse l'attenzione su di lui e iniziasse a fare domande scomode. Valutò l'idea di andarsene da Farley. In realtà, proprio in quel luogo preciso, era una riflessione che aveva fatto molto spesso. Lasciare quel microcosmo di contadini e pensionati, recarsi a Bristol, a Liverpool, forse persino a Londra, perché no? Lontano dai boschi e dai campi, da tutta quella quiete noiosa che ti faceva impazzire, che ti logorava piano piano a furia di cicli ripetitivi, di giornate tutte uguali. Poteva trovare lavoro facilmente. Se gli antiquari erano tutti come il suo datore di lavoro, si trattava di donnicciole fissate con il vecchiume, ma incapaci di usare una piallatrice o di aggiustare un impianto elettrico. L'idea si consolidò dentro di lui. Sì, era il momento di migrare altrove. Un sorriso gli si accese tra la folta barba da santone e con un gesto esperto schiccherò il mozzicone fuori dal finestrino. Un istante dopo, questo gli tornò indietro, atterrandogli come un lapillo a lato del collo, dandogli un bacio ardente proprio sotto l'orecchio sinistro. Lanciò un urlo, battendosi la mano sul collo, voltandosi quindi a guardare fuori dal finestrino spalancato, ma non vide che oscurità. Al contrario della vista, il suo naso captò un mutamento. L'aria notturna si era speziata di uno strano aroma umido e penetrante come quello della terra bagnata, dei funghi e del fogliame in primavera. Ci fu uno stormire sonoro, quello di un fitto cespuglio che si scuote a una raffica di vento. Poi qualcosa di voluminoso e amorfo entrò nella fiancata della Ford, facendola ondeggiare. 2 braccia lunghe e nerborute si insinuarono attraverso il finestrino con un fruscio di fogliame del quale parevano ricoperte, ghermendo Repperton e strattonandolo con violenza. Grugnendo di orrore, egli si divincolò con forza, cercando di sottrarsi a quella morsa terribile e allo stesso tempo di aggrapparsi al volante, dal momento che chiunque fosse il suo assalitore stava palesemente cercando di trascinarlo fuori dal finestrino. Un altro strattone e Repperton si ritrovò fuori dell'abitacolo di quasi tutto il busto, nella grottesca parodia di un parto. Il buio era troppo fitto e la luce sparsa dalle stelle troppo debole per illuminare l'aggressore. Con una mano il giovane si teneva agganciato alla portiera, mentre con l'altra stringeva il volante. Le dita erano al limite, le giunture fra le falangi gridavano di sofferenza. Prima di cedere, le gambe di Repperton scalciarono nell'attimo in cui veniva estratto dalla Ford. I voluminosi stivali stile Renegade sbatacchiarono rumorosamente contro la carrozzeria e poi sul terreno indurito dalla calura d'agosto, mentre l'aggressore lo portava via con sé. Doveva essere stato un incubo, pensò Repperton mentre la sua coscienza annaspava fuori dai torbidi abissi del sonno. Un sogno mostruoso, realistico e paralizzante come non gli capitava dall'infanzia, talmente corposo che gli pareva davvero di sentire un indolenzimento alle mani per aver cercato di aggrapparsi e attorno al busto dove quella cosa l'aveva stretto. Con un tuffo al cuore
si rese conto di non trovarsi né all'interno della sua Ford né adagiato sul materasso del proprio letto. Sotto di sé percepiva un terreno brullo, granuloso e friabile. Inoltre le sue narici erano intasate da un asfissiante odore di bruciato, quasi avesse infilato la faccia nelle ceneri di un caminetto. Nel medesimo istante, con una seconda stilettata di terrore, si avvide di altre due cose. La prima, che aveva i polsi e le caviglie legati strettamente insieme. La seconda, che qualcuno l'aveva denudato del tutto. Sollevò il collo scuotendo la testa per liberare gli occhi dalla cortina dei capelli, cercando di guardarsi intorno per quanto i cordami e l'oscurità gli consentivano. In cielo era sorta una luna quasi piena e la sua luce algida ed evanescente trasformava il buio in una penombra molto densa. Solo una settimana prima la luce lunare non sarebbe stata in grado di illuminare quel luogo così bene a causa degli alberi, ma di questi ultimi non c'era quasi più traccia, eccetto per qualche sporadico moncone annerito che emergeva da un compatto strato di cenere e carbone. Quando notò i ruderi di pietra ricalcati dell'argento della luna, Rapperton non ebbe più dubbi. Era stato trasportato fino alla collina del tempio. Non riusciva a vederlo, eppure sapeva che il mascherone era lì che lo spiava. Dall'ombra delle rovine uscì una forma che avanzò solennemente, facendo risuonare il terreno di scricchiolii ad ogni passo. Rapperton dovette sollevare ancora un po' il collo per osservare chi gli stesse venendo incontro, poiché il nuovo arrivato era altissimo, con braccia e gambe spaventosamente lunghe. Sulle prime credette che fosse coperto di fitta e compatta pelliccia, ma persino la sua mente inebetita dal panico comprese la verità. Erano foglie quelle che vedeva, grandi foglie lucide e stellate, come quelle dell'edera che aveva avvolto il tempio. Gli foderavano ogni parte del corpo, creando una vaporosa ghirlanda attorno al volto, i cui lineamenti erano identici a quelli del mascherone, solo che erano vivi e animati da un'espressione severa. A differenza di due vuote orbite di pietra, questa creatura aveva occhi che sprigionavano una tenue fosforescenza verdognola. Il gigante di foglie si piegò frusciando sulle ginocchia, chinandosi su Rapperton. Il ragazzo aprì la bocca per urlare, ma la mano enorme e viscosa di linfa gli si stampò sulle labbra, riducendo quel grido in mugolii patetici. L'essere, apparentemente senza sforzo, sollevò di peso il giovane da terra, portandolo con sé verso le rovine del tempio. Là, proprio dove le antiche mura si sollevavano dalla terra abbrustolita, stava una grande fossa nera, fiancheggiata da due zone di terra più fresca e smossa. A Rapperton tanto bastò per capire che fine avevano fatto Bradbury ed Hartley e che sorte sarebbe toccata a lui stesso. Mentre la comprensione gli devastava il cervello, la creatura lo gettò senza cerimonie nella buca, il cui fondo era coperto di terriccio morbido e bagnato. Divincolandosi fino a voltarsi sulla schiena, John Rapperton iniziò a urlare con tutto il fiato, con tutte le forze, con tutta la paura di cui un uomo in punto di morte è capace. Attorno e sotto di lui il terreno prese a scuotersi. Dapprima una vibrazione leggera che crebbe in qualcosa di potente. Il terriccio ribollì, quasi che un esercito di talpe lo stesse rimestando, mentre le pareti della fossa iniziavano a collassare su loro stesse, seppellendolo sotto una coltre bruna e pesante. Manciate fredde di quella terra gli occlusero la bocca, sigillando le sue grida insieme al suo respiro, e sulla collina del tempio tornò ad esserci il quieto silenzio di una notte di fine estate. Vent'anni dopo.
Charles Corbin aiutò la moglie a stendere il grande telo a quadri sulla folta erba moschettata di fiori che ricopriva la sommità della collina. Fatto questo, ispirando l'aria fresca di maggio, girò lentamente su se stesso per ammirare la vista che si godeva da lassù. Era così felice di essere lontano da Londra, dallo smog e dal caos di quell'invivibile capitale, almeno per un po'. Gli era stato detto che quella zona, molto tempo prima, era stata devastata da un incendio doloso, ma se così era, di quell'evento non restava la minima traccia. Tutto era verde, rigoglioso e lussureggiante, con la cima del colle deliziosamente drappeggiata di cespugli di biancospino in fiore che facevano da lauto banchetto per api e farfalle. Incontrò con lo sguardo una sorta di rudere e si avvicinò per osservarlo meglio. Sulle sue antiche pietre si vedevano le tracce annerite del rogo di cui gli era stato riferito dagli abitanti del villaggio. Sgranò gli occhi quando notò il mascherone, ma poi sorrise. Da appassionato di folklore riconobbe immediatamente un'effigie del Green Man, l'uomo selvatico delle leggende, simbolo di fertilità, del vigore e della forza naturale. Sia l'arte decorativa celtica quanto quella medievale avevano raffigurato sovente simili creature. Se ne trovavano scolpite negli architravi delle cattedrali o nei capitelli. Davvero un peccato che quell'esemplare fosse stato dimenticato e abbandonato alle intemperie. Un colpo di vento accarezzò la collina, facendo stormire dolcemente le fronde delle 3 giovani querce nate di rimpetto al rudere. Corbin spostò lo sguardo sui 3 alberelli, ammirando la trasparenza delle foglie novelle. Promettevano di crescere fino a diventare alti e imponenti un giorno. Corrugò la fronte quando si accorse che sul tronco di quello centrale c'era una configurazione di nodosità della corteccia che somigliava proprio ad un volto storto e urlante. Lì per lì Corbin ne fu lievemente inquietato, ma poi tornò a sorridere. Che buffi scherzi poteva fare la pareidolia. Tornò dalla moglie e l'aiutò a sistemare il picnic. Alle loro spalle le 3 querce stormirono ancora, sospirando mestamente, osservate dagli implacabili occhi di pietra del mascherone del tempio.